Circa una decina di anni fa, quando parlavo in pubblico, dicevo una donna su 10 nella sua vita incontra il tumore al seno. Ad oggi sono passati poco più di 10 anni, devo purtroppo dire una donna su 7,5 incontra il tumore al seno. Nelle cure ad una malattia che aumenta di incidenza non solo può risultare determinante una diagnosi precoce, ma anche l'attività di un'equipe multidisciplinare, la cosiddetta Breast Unit. La sottoscrizione a Villorba dell'accordo di collaborazione tra Centro di Medicina di Treviso e l'Associazione di Promozione Sociale Amiche per la Pelle è stata definita un'arma in più nella lotta al tumore al seno, un progetto integrato con protocolli d'intesa alle reti pubbliche delle Breast Unit del territorio. Oggi entrano in campo delle figure nuove, abbiamo il centro di medicina che oggi rappresenta l'unica struttura privata che riesce a incarnare tutti i criteri di qualità previsti dai PDTA regionali. Abbiamo un nuovo ente che è Amiche per la Pelle, che è un ente del terzo settore che è accreditato dalla Regione Veneto per il welfare e il mondo del pubblico. Questo modello si prefigge di utilizzare le nuove risorse messe a disposizione con la riforma del welfare, la riforma del terzo settore e quella assicurativa. Una donna che viene seguita in un breast team e quindi con specialisti dedicati arriva ad avere fino al 20% di possibilità in più di guarigione rispetto a una stessa donna che non viene trattata in un breast team. Nel breast team, ci tengo a precisare, oltre a specialisti dedicati c'è anche un personale infermieristico che prende in carico la donna e la segue nel suo percorso. Un percorso che prevede anche un accompagnamento nel cosiddetto follow-up post-medico. Ricordiamoci che la legge ci ha messo a disposizione l'oblio oncologico. Fino a ieri io che ho avuto il problema del tumore al seno non avrei potuto fare una polizza assicurativa, oggi posso farla e quindi posso anche poi usufruire degli strumenti nuovi che verranno messi a disposizione.